Bentornati signore e signori, io sono Franco Nusinas, il canale è Un sardo sul continente e noi siamo di nuovo qui oggi a distanza di un paio di settimane per disquisire di novità nel nostro Cagliari Calcio. Allora, prima di tutto un po' di burocrazia. Allora, vi invito caldamente signori a iscrivervi al canale, se vi fa piacere. È un luogo easy, come potete vedere, dove non dovete neanche sforzarvi a guardare una faccia, ma potete fermarvi semplicemente ad ascoltare questo povero esiliato sulla terraferma di origine sarda che vive di amore e pane e calcio per il nostro Cagliari Calcio. Quindi iscrivetevi se avete piacere, gratis, signore, non costa nulla, qua si parla di calcistica di un certo tipo, con gentilezza e nel rispetto di ogni avversario. Mettete un po' mi piace ai video anche a questo, se non vi dispiace ovviamente. Condividete il tutto con chiunque possiate, cerchiamo di unirci insieme nel fomento per il sostegno a questa lunga estate calciomercatistica, per poi appropinquarci all'inizio della nuova stagione calcistica di fomento in Serie A. E se avete anche tempo, iscrivetevi a TikTok e a Instagram, dove digitando sempre Un sardo sul continente ci trovate anche lì. Allora, la paglia di rappresentanza l'abbiamo accesa. Dunque, il concetto è, che adesso, ovviamente, i video, cerco di diradarli più o meno su ogni 2 settimane, perché bisogna accumulare un po' di notizia, signori. È dal 13 di giugno che, è l'ultima volta che ci siamo sentiti, cosine ne sono cambiate, alcune in meglio, alcune in peggio. Allora, facciamoci una notizia alla volta che abbiamo letto. Allora, il fatto che, prima di tutto, già dal 13 di giugno il nostro, buon, DS Bonato avesse comunicato il non riscatto di Shomurodov, di Petagna e di Oristagno. Praticamente tutto è iniziato con una conferenza stampa dove si parlava di una nota lietissima, ovvero il giusto, e ci mancava pure quello, dico io, rinnovo con il nostro leone, la nostra leggenda vivente, il nostro cuore, pane e fomento calcistico, detto anche Leonardo Pavoletti, il nostro leader che, ovviamente qua non poteva fare che rimanere. Il rinnovo poi, del nostro giovane prospetto, del nostro giovane su cui puntare, ovvero del nostro Mutandua, con, una chiarificazione poi subito immediata, relativa al fatto che comunque prima di approcciarsi in maniera diretta a una mercatistica d'assalto, sarebbe stato necessario, come poi era anche abbastanza ovvio, l'attesa di un nuovo mister, perché è inutile impegnarsi in un mercato di un certo tipo, soprattutto di spesa in ingresso, nel momento in cui poi mi arriva un mister che magari mi vuole completamente altro o che non è, tecnicamente, utilizzabile con la tipologia di calciatore che abbiamo poi in rosa. Però, giustamente devo essere sincero, su 2 sono abbastanza soddisfatto, sul terzo un po' meno. All'epoca aveva, affermato 2 settimane fa, quindi il nostro Bonato, che Shomurodov e Petagna non erano stati riscattati, e con tutta la buona volontà del mondo signori, come dargli torto? Cioè allora, Shomurodov, a parte una lievissima fiammata fatta da quella doppietta e poi 2 o 3 partite di fila a quella vagamente soddisfacenti, oggettivamente per il resto del campionato, tolte quelle, voglio essere generoso, quel mese messo quasi in fila, dignitoso, culminato appunto in quella doppietta, adesso non mi ricordo contro chi, ma comunque con una doppietta, il resto era stato zero carbonella. Sì, c'era stato anche un infortunio, c'era stato comunque un medio-lungo stop, ma oggettivamente io già quando, se vi ricordate, l'avevamo visto giocare nelle prime partite di precampionato, non è che mi avesse dato tutto 'sto fomento. E il buon Petagna da canto suo, anche lì è stato, a me non piace utilizzare il termine bollito, perché bollito è brutto, poi può piacere o non piacere.
oggettivamente però, se, un calciatore, che cerca riscatto, che giustamente viene a impegnarsi in una piazza comunque provinciale, ma lo dico con un orgoglio, ca di campanilismo pieno per il nostro Cagliari, vuole rilanciare la propria carriera da noi e gli si dà comunque fiducia facendogli giocare un botto di partite, vuoi anche per infortunio di Lapadula all'inizio, tutte quelle robe lì, poi si è rotto Pavoletti, cose varie, però se poi alla fine concludi pressoché nulla a livello di gol, di assist e comunque sia di fomento in attacco, è inevitabile che poi io mi devo andare per forza a riferire a qualcos'altro, perché comunque poi è impensabile vivere comunque emotivamente sempre con quest'affanno fino alla penultima giornata, per quanto epica poi la salvezza a quel punto lì, però a tutti, me compreso, piacerebbe impegnare qualche soldo in qualcosa di diverso dalle visite gastroenterologiche e da tutti gli acidi che devo prendere poi per circa 6 mesi di campionato prima che, si ingrani un pochino. Quindi, Petagna anche lui andrà. Mi era dispiaciuto nella dichiarazione che mettesse anche Oristagno, però, il nostro Bonato aveva giustamente sottolineato il fatto che, fossimo interessati, anche perché oggettivamente, l'abbiamo detto anche noi qui, era un acquisto tra i più fomentanti di quelli fatti nel corso di quest'anno calcistico. Ragazzo giovane, di prospettiva, di gamba, di forza, psicologicamente preparato a questo gioco diretto, anche da titolare pieno in Serie A. Ci vuole una maturità, ci vogliono belle cubiche, signori, là sotto per a quell'età lì essere così pronto, di coraggio, perché anche un buon tiro da affinare ancora, ma comunque coraggioso, si propone in avanti, mi va, e faceva un ottimo collegamento fra il basso centrocampo e poi la zona di attacco puro, quindi ci stava tantissimo. E aveva poi comunicato, sempre in questa conferenza stampa, il fatto di esercitare il rinnovo possibilmente su Mina, perché giustamente insieme a lui e poi anche a Gaetano erano poi quegli acquisti, ma era chiaro a tutti, l'abbiamo detto anche noi, che, hanno fomentato di più sicuramente la piazza, ma proprio a livello di qualità, perché Mina mi ha dato una garanzia in quell'ambito difensivo indiscutibile, signori, indiscutibile. Si era poi, soffermato sul fatto, del rinnovo di Viola, di Mancosu e di Aresti, lasciandola ancora sospesa. Mina stesso aveva chiuso poi questa intervista dicendo che, il giocatore stesso aveva intenzione di rimanere a Cagliari, quindi si era già esposto direttamente e l'intervista si era conclusa così, questo il 13 di giugno. Ora, praticamente subito c'era stata, un'offerta diretta da parte praticamente del Cruzeiro e dell'Atletico e anche del Botafogo, comunque c'erano molte voci, sembrava che però effettivamente lo stesso Cruzeiro direttamente dal Brasile si fosse interessato al pagamento anche della sua clausola di Mina di 2.000.000, con un'offerta che però poi non si era ufficializzata all'epoca. In quelle giornate, c'era poi conferma del fatto che, e questo non mi è dispiaciuto, devo essere sincero, del ritorno da Bologna, del ritorno definitivo, insomma, a Bologna, scusate, di Chiogiannis, con, appunto la squadra emiliana che riscattava praticamente l'opzione di riscatto sul nostro bel terzino arrivato in prestito l'estate scorsa, con effettivamente quindi la cessione definitiva a questo Bologna dei, miracoli. Continuava poi in queste giornate il tam-tam su, l'ufficialità effettiva per l'arrivo di Nicola, perché il problema, comunque il nodo grosso che ci stava tenendo fermi in queste prime settimane di giugno era il fatto che comunque dopo Claudio Ranieri non ci fosse ancora un'ufficialità di nessuno. Il mister Davide Nicola cercava di, effettivamente, così volevano le voci, di, rescindere effettivamente in maniera definitiva, consensualmente con l'Empoli, per accettare poi la nostra, proposta.
E sembrava appunto che, a parte qualche grana di tipo burocratico, Nicola al 17 di giugno fosse pronto alla firma con il nostro bel, club, sperando quindi di poterlo annunciare direttamente. Fatto sta che poi, sono passati quasi 7 giorni, qua siamo al 20 di giugno, di quasi totale, silenzio. Queste cosiddette piccole noie burocratiche, così c'erano state vendute da qualche testata giornalistica, anche di quelle un po' pompose, effettivamente non erano propriamente queste così piccole noie burocratiche, perché son passati quasi altri 10 giorni e qua ancora manca l'ufficialità, porco tutto, dico io, no? Le altre notizie che si avvicendavano nel frattempo era quello di, anche qui io qui devo essere sincero, non è che mi sia piaciuta tantissimo come idea, il fatto di cedere Dossena al Como cercandone come sostituto Luperto. Allora, io capisco che Luperto mi sia tecnicamente più vicino alla tipologia di impostazione tattica che viene creata tendenzialmente da Davide Nicola, ovvero il nostro presunto nuovo allenatore. Con un giocatore di gamba come Luperto ci si può trovare meglio e va bene tutto. Però dico anche, ma cioè Dossena, che insieme a Mina mi ha fatto la coppia difensiva più solida che abbiamo avuto, perché il nostro problema non è stato tanto quello di prendere botte, troppe botte di gol, perché la nostra difesa era buona. Zappa, Ugelo, Dossena, Mina era la perfezione. Il nostro problema è che eravamo molto carenti davanti. Quindi abbiamo fatto un filotto a volte di pareggi o di perdite di partite date non tanto dal fatto che inevitabilmente prendevi un gol qualche volta, ma dal fatto che purtroppo davanti non potevi mai ribattere. Quindi difensivamente, secondo me, non dovevano toccare nulla in quel senso, almeno su questi titolari. Infatti, quando avevo letto sta notizia che a breve si poteva cedere Dossena al Come per prendere Luperto, per carità di Dio, Luperto non è l'ultimo dei venuti, mi va benissimo, però alla fine, ex difensore del Napoli, 28 anni da compiere, giocatore dell'Empoli, veterano della Serie A, quindi già pronto, di esperienza. Capisco che oggettivamente conosce già anche il mister, però io devo essere sincero, mi sarei tenuto stretto il nostro bel Dossena. Continuavano poi le notizie, questo è il 26 di giugno, quindi pochi giorni fa, con alla fine l'accordo totale con tanto di cifre date per la cessione di Dossena. Perché il nostro centrale decide di sposare questo bel progetto del Como, per l'amor del cielo di tutto, fa entrare 8 milioni nelle nostre casse più 2 bonus, per carità di Dio, però devo essere sincero, per quanto il Como stia facendo un bel calciomercato attivo, propositivo, lei mi è dispiaciuto. Mi è dispiaciuto perché non lo vedo un progetto molto più, emozionante rispetto al nostro. Cioè, insomma, la piazza è fomentante secondo me tanto quanto la nostra, per l'amore del cielo, ma noi non abbiamo niente di meno. Cioè, mi ha stupito profondamente questa decisione. Capisco che a noi faccia bene perché prendiamo una bella cassa, capisco che comunque abbiamo già pronto un buon sostituto, che è Luperto, che non credo sia inferiore a Dossena. Resta il fatto che però avevi già una doppietta di centrali difensivi ben integrata, che lavorava bene e che quando mancava Mina anche Dossena riusciva comunque a compensare le carenze di vari Azidiaco Vitesca quando non riuscivano poi magari a essere in piena palla di partita. Sono state tante volte che Dossena è stato decisivo in fattore difensivo, senza contare anche il fatto che è uno di quelli che ha il gusto del gol, perché tante volte ha risolto su calci piazzati con degli ottimi interventi di testa delle partite. Quindi anche lì, questa iniziativa di calciomercato
per quanto ci servano soldi, io concordo, mi è piaciuta poco. A quel punto poi il 28 questo si avvicendano, ehm, notizie su Gaetano che giustamente è scaduto il suo prestito dopo questa bellissima seconda parte di campionato da noi, se ne torna nel suo, bel Napoli, anche che adesso c'è una prospettiva nuova, c'è Antonio Conte, ci sono tante possibilità anche per un giovane di talento che ha fatto comunque un bellissimo campionato con noi signori. Cioè Gaetano è stato fomentante, è stato incredibile. Giustamente, Gaetano, protagonista con 4 gol e un assist in 11 partite da noi, cioè praticamente quasi ha fatto punto pieno, insomma una partita su 2. Era un prestito secco come formula, quindi Gaetano è tornato a Napoli. Non gli dispiacerebbe, sembrerebbe a livello di notizie, allo stesso giocatore, continuare con il Cagliari, però giustamente il suo agente l'ha rimandato prima a Napoli e poi vediamo. Quindi questo tornerebbe volentieri, che aveva dato in un'intervista, in una breve dichiarazione, insomma, all'agente di Gaetano, tanto bello, tanto carino, però intanto poco lì. Alla fine, il 29 di giugno, arriva l'ufficialità assoluta, cioè il fatto che il Como prende Dossena, il nostro classe 98, a titolo definitivo, con quindi questo bel contratto di 4 anni, con quello che secondo me è stato un errore. Io o avrei cercato di strappare qualcosina in più a sto punto, se proprio dovevi darlo via. Poi ci sta comunque sicuramente la volontà anche del ragazzo, io la comprendo, però avrei cercato di fomentarlo in qualche modo, offrirgli qualcosa di più, perché, ripeto, io spero che se arrivi effettivamente Luperto sia in grado di dare lo stesso apporto, ma Dossena la vedo come un'uscita da compensare, che deve essere compensata molto bene, perché noi abbiamo una difesa ormai rodata, ben messa, soprattutto grazie anche all'ingresso di Mina, e l'uscita di Dossena la impoverisce di moltissimo. A meno di non voler rischiare una difesa a 3 a quel punto, con Mina e centrale puro e Zappa e Augello che rientrano un pochino, ma non è il ruolo effettivo, sono terzini puri quelli. Il pensiero di veder giocare Mina con, se resta anche Mina, perché poi anche lì da vedere, con a fianco Fissi, Azidiakos o Vitesca, perché magari poi Luperto non viene, non è che mi dia proprio queste sicurezze emotive tali, cioè sento già lo stomaco che mi chiama alla ricerca di un antiacido, perché io oggettivamente questi altri due ragazzi tanto cari, tanto simpatici, tanto carini, ma non mi hanno dato neanche lontanamente la sicurezza in sezione difensiva da quello che effettivamente mi dava Dossena. A quel punto ci sono altre notizie che si avvicendano poi nelle altre giornate, ovvero il fatto che continuassero poi varie notizie con, sempre per il Cruzeiro, da parte del Cagliari per Mina. Continuavano ad avvicendarsi poi le vicende di Luperto negli ultimi giorni e piano piano cominciavamo a muoverci per il nostro bomber, perché giustamente con Pavoletti, che è fragilino a livello fisico, con la Padula che sembra effettivamente in uscita, per quanto mi dispiaccia, io a Gianluca non posso che augurare il meglio, quindi lo capisco, perché comunque è un punto di età e di carriera in cui, se può, deve cercare di cambiare qualcosa. Ha dato tantissimo a noi, quindi gli auguro ogni bene se dovesse capitare che poi ufficialmente se ne andasse. E quindi stiamo cominciando a muoverci negli ultimi giorni ormai, queste sono notizie del 28, verso la ricerca di una nuova punta. E siamo alla ricerca di una nuova punta, quindi che affianchi Pavoletti e Mutando a questo punto, con
un signorotto molto giovane, mi piacciono queste cose di prospettiva, che è Kevin Carlos, 2001, classe 2001, spagnolo, origine nigeriana, in forza allo Yendon Sport. Molto freddo sotto porta, ha giocato in Svizzera nella seconda stagione con 14 reti e 4 assist su 36 partite. Quindi diciamo che sulla carta, dandovi un po' di numeri, non sarebbe neanche male. Però, però, numero uno, il campionato svizzero non è neanche lontanamente paragonabile al campionato italiano. Quindi 14 reti e 4 assist, che comunque in prospettiva di 36 partite non sono poi neanche tantissimi, potenzialmente nel campionato italiano possono ridursi del 90%, perché abbiamo un'intensità di calcio, con tutto il rispetto per i colleghi tifosi svizzeri, due righe diverso a livello di intensità e di difficoltà, insomma, di coefficiente di squadra. Per quanto abbiamo perso tanto negli ultimi anni, ma insomma. In più tu hai già Mutandua, che è un giovane, giovanissimo di prospettiva. Affiancare un altro giovanissimo con un'esperienza pressoché nulla di Serie A, che ha giocato l'anno scorso nel campionato svizzero, classe 2001, non è che mi dia tutta questa verve di certezze. Ho letto con piacere che anche lo Young Boys sembra interessato a questo ragazzo. Io spero se lo pigli Young Boys, perché io sono dell'idea che se dovesse andare via la Padula, abbiamo già un giovane di ottima prospettiva che è Mutandua, perché ha fatto vedere bene questo ragazzino nelle ultime partite quando gli abbiamo fatto fare dei minuti, anche segnato, ma ci vuole qualcuno di pronto come lo è il nostro Pavoletti, fisicamente più stabile, più resistente, pronto per la Serie A. Un'altra scommessa davanti, in un settore dove abbiamo sofferto tantissimo l'anno scorso, quest'anno che si è appena chiuso, insomma, calcisticamente, mi sembra un azzardo molto rischioso, soprattutto con un Como e le altre dirette avversarie poi in arrivo dalla Serie B e anche quelle della bassa classifica con cui abbiamo combattuto quest'anno, che cercheranno in tutti i modi di fare un mercato ben più fomentante alla ricerca di una salvezza sicura. Quindi lo vedo un rischio, sinceramente. Ho guardato qualche highlights di questo Kevin Carlos, io sinceramente non lo conoscevo. Però alla fine gli skills and goals che vedete su YouTube sembrano tutti campioni, signori, cioè fai un bel montaggio video con quei gol più belli che hanno fatto, perfino io che sembra che abbia due piedi sinistri quando gioca a calcio, probabilmente sembro un campione. Quindi lasciano molto il tempo che trovano. Io non seguo il calcio svizzero di base, ho visto qualche partita ogni tanto, perché ho degli amici che ci giocano, non mi sembra questa garanzia di questa fucina di talenti assoluti, insomma. Poi, per l'amor di Dio, magari ci stupisce se arriva, però, insomma. Infine, arriviamo quindi, mentre siamo a caccia in Svizzera, poche ore, poche ore, poche ore fa, delle notizie che mi hanno ulteriormente stupito. Ovvero, non mi dispiacerebbe per niente, si vocifera che Miranchuk potrebbe lasciare l'Atalanta. Trequartista, niente male, soprattutto se non riuscissimo a riscattare Oristagno. In scadenza il prossimo anno, con uno spazio sempre più limitato, se dovesse effettivamente confermarsi l'arrivo di De Ketelaere all'Atalanta, e quindi sembrerebbe che il nostro Cagliari, insieme al Genoa anche, stiano puntando su Miranchuk. A noi farebbe comodissimo un giocatore del genere, pronto, carico, fomentante, ottimo tiro, di gamba, di esperienza, prontissimo per la Serie A. Anche se effettivamente credo che a livello di progettistica e di prospettiva, forse
la spunterà il Genoa, anche perché se Gudmundsson col campionato che ha fatto dovesse effettivamente andare, potrebbe essere lo sostituto più pronto che c'è sul mercato a disposizione del Genoa, senza contare anche il fatto che comunque sono 10 milioni di giocatori, che per noi, per quanto abbiamo incassato 8 milioni praticamente netti per Dossena, sarebbe una spesa molto impegnativa, al momento impegnativa. Quindi bisogna vedere. Altra notizia fomentante, questa praticamente di stamattina, è che il buon Nzola della Fiorentina, rottosi le balle praticamente di quel poco che è riuscito a fare con la maglia viola, sarebbe anche questo nel mirino del nostro buon presidente. Anche lì noi cerchiamo una punta esperta, anche lì Nzola è una punta esperta. In ambito fiorentino non ha fatto tantissimo, ma secondo me si proponeva poco per la tipologia di gioco di Italiano, perché gioca moltissimo sulle fasce. Nzola con la fisicità e lo scatto che ha, con un allenatore che gioca con lanci più lunghi, come era Ranieri e come comunque anche Nicola può impostare il gioco, secondo me, giocato con un buon trequartista dietro, potrebbe essere davvero una bella perlina da portare da noi. Anche lì bisognerebbe vedere anche però quanto effettivamente sia accessibile economicamente. E infine, sempre di oggi, questa mi ha davvero colpito, anche se me lo aspettavo. Mancosu, signori, se ne va. Mancosu saluta il Cagliari, il nostro senatore, il nostro Marco Mancosu, che ha fatto tantissimo per noi, se ne va. Io lo capisco e vi leggo direttamente la dichiarazione che è stata rilasciata oggi dal nostro club. Dal giorno zero, Cagliari, il Cagliari e la Sardegna nel sangue. Da qui sei partito per un lungo e meraviglioso viaggio. Ti ho visto tornare a casa quando il popolo rossoblu serviva la tua classe cristallina. Maxi Cheddu, uno di noi. In bocca al lupo per il futuro. Ci sta, perché questa è la dichiarazione che trovate sotto il post praticamente che ha messo la nostra società per Mancosu. Mi ha commosso leggerlo, perché comunque è indelebile tutto quello che ha fatto per noi. È stato onesto però, perché fisicamente ormai lo vedi che ha avuto troppi stop, troppi problemi, e piuttosto che accollarsi e lasciare un messaggio, magari lasciare poi un ricordo rovinato da un periodo di declino fisico, o comunque di non poter partecipare direttamente a molte partite, Mancosu va via. Quindi lo fa con tutta la mia stima, tutto il mio rispetto e tutto il mio augurio di tutto ciò che di buono può avere una persona, un calciatore. E questa è l'ultima notizia che abbiamo ripercorso insieme, quindi partendo dall'ultima volta che ci siamo sentiti dal 13 giugno ad oggi. Quindi nella ciccia cosa abbiamo preso? Di sicuro nulla. Al momento nulla. Al momento attuale abbiamo preso l'allenatore? No, non ancora. Quindi al momento attuale l'unica cosa sicura è che Oristagno ancora dobbiamo capire se riscattarlo, che Gaetano se n'è tornato a Napoli, che Dossena se n'è andato al Como, che Mina è plausibile che se ne vada al Cruzeiro, l'allenatore, mancavano quelle due noie burocratiche, sono 20 giorni che ancora non si sa chi sia, oggi è il 1 luglio. Noi stiamo cercando talenti nella fucina d'attacco del campionato svizzero, se ne va Mancosu e noi, a parte tanti nomi, l'unico acquisto che sembrerebbe vagamente sicuro è Luperto in difesa e davanti al momento attuale mia nonna insieme a Pavoletti, che l'unica nota positiva è che Pavoletti ha rinnovato, quindi al momento attuale il nostro attacco, la nostra zona avanzata di campo prevede Pavoletti,
che se sta bene perfetto, ma Pavoletti e Bom. Mutantua, vediamo quanto dura, quanto è sul lungo periodo, cioè, poi facendolo giocare sempre titolare, quindi comunque è una scommessa al momento di prospettiva. Il buon Zito e basta. Basta perché Gaetano è andato, Ristagno è andato, Mancosu è andato, non abbiamo più un trequartista noi praticamente, Sciomuro dove è andato, Petagna è andato, sono andati via tutti e ne abbiamo preso nulla. Abbiamo preso nulla. Tutto ciò perché? Perché giustamente non ha senso prendere più di tanto finché non hai un allenatore. Il campionato si è concluso a metà maggio, abbondante. Noi siamo al 1° luglio e ancora stiamo aspettando le ultime noie burocratiche di Nicola per il Empoli. Io credo che cominci a essere il momento, così per dire, di forse chiudere un pochino almeno la questione allenatore, perché potrebbe essere un problema se andiamo avanti così, perché sai, c'è ancora tutto un mercato da fare, siamo a luglio, non è tardi, ma non è neanche prestissimo. Cioè, tu a questo punto qua devi avere già un allenatore che ti dà una minima idea della lista della spesa da fare, per poi approcciarti con le società giuste, fare ricerca di mercato, capire. Ma giustamente tu non puoi fare nulla finché non sai chi prendi in panchina con certezza. Quindi, mentre sento già la gastrite che sale, signori, io mi auguro che sia stato un resoconto soddisfacente di quest'altro notiziometro, insomma, del nostro Cagliari, di questo che conclude tutte le notizie di giugno fino a oggi. Speriamo bene, signori, e confidiamo nell'arrivo di Nicola, speriamo che Luperto se lo porti dietro a 'sto punto, almeno prendiamo una persona pronta, se non altro, anche lì non facciamo scommesse. Preghiamo il cielo che fra tutti i nomi, le fantacazzate che abbiamo letto insieme, perché alcune sono fantacazzate evidentemente, fra le tante, se proprio deve venire qualcuno che almeno venga Nzolà, però vediamo. Io signori sono Franco Nusinas, questo canale si chiama Un Sardo sul Continente, iscrivetevi, mettete un mi piace, commentatemi, ditevi la nostra, ditemi un po' che ne pensate, se avete idee, aspettative, ambizioni per il nostro Cagliari, se non siete del Cagliari, mi fa piacere comunque la vostra opinione. C'è anche TikTok e Instagram, ciao a tutti, ci risentiamo presto, aio!